Nuovi episodi di gravi molestie a donne lungo il sottopasso dell'orrore delle vie Ulloa e Rizzardi a Marghera in città. Ora le donne chiedono la garanzia di maggior sicurezza anche via social. Sono ore di dolore per la famiglia di Mattia Coada, il bambino di 8 anni morto giovedì scorso dopo un malore in casa durante la notte. Venerdì dovrebbe essere effettuata l'autopsia sul corpo del piccolo. Il cordoglio del sindaco di Chioggia, Mauro Armelau, e della comunità per la tragica scomparsa di Giuseppe Cavarretta, ex poliziotto morto a 72 anni la notte di Capodanno lungo la A4. Stanno bene, sono già stati dimessi 30 turisti bosniaci rimasti feriti nell'uscita di strada di un autobus turistico a 2 piani a San Donà di Piave. Nel pullman viaggiavano 80 persone. Col nuovo anno è tempo di bilancio anche per la Polizia Postale del Veneto. Da Venezia è partita un'intensa attività a contrasto dei più svariati reati che si commettono sul web. A Jesolo per questo Natale Capodanno è boom di presenze, quasi 100.000 i turisti, in tantissimi a celebrare Presepe di Sabbia e la Sunday Nativity, tanto piaciuta anche a Papa Francesco. Edizione record degli auguri di Capodanno sulla spiaggia del Lido di Venezia, 2.000 persone ad applaudire il bagno fuori stagione di 100 eroi coraggiosi e poi cotechino e lenticchie per tutti. Via Ulloa e Rizzardi, Marghera, partiamo da qui in questa nostra edizione del Telegiornale di Venezia con nuovi episodi di gravi molestie a donne lungo il sottopasso. Andiamo subito con il servizio di Anna Maria Parisi. Molto pericoloso. Perché è pericoloso? Perché già mi attaccarono 2 volte qui. Un degrado unico, un odore pazzesco e per niente un bel vedere anche per le persone che frequentano a piedi questo sottopasso. Il punto pericoloso è questo, il sottopasso di via Ulloa tra Marghera che porta verso la stazione dei treni di Mestre. È qui che si sono verificati nuovamente altri episodi di molestie ai danni di donne e ragazze e anche donne anziane. Girare per la città da Mestre a Marghera non è affatto sicuro a qualsiasi ora della giornata. È così che le donne della comunità chiedono la creazione di un gruppo come Donne per Strada, associazione che collegandosi via social assiste tramite videochiamata in diretta le ragazze e le donne in generale che devono rientrare a casa da sole. In caso di necessità chiede pure l'intervento delle forze dell'ordine. Qui a Marghera, al sottopasso di via Rizzardi come di via Ulloa, il degrado è davvero assembramento della peggior feccia. Italiani come stranieri, molestatori, giovani e anziani, quest'ultimi cercano spesso approcci con le ragazzine e studentesse in transito verso la stazione e ancora sbandati, ubriachi e tossici che si fanno incuranti della gente in transito, derubano e molestano le loro vittime per i soldi della droga. Mi hanno rubato il mio telefono. Gliel'hanno Sì, rubato? sì. E l'hanno anche molestata? No, io andato gridando e andato na finanza. Sì, perché la finanza è proprio qui di fronte a noi. Sì, sì. C'è gente che litiga, si vede per droga, là si passano. Che si drogano, che spacciano, un po' alterate dalla bibita e sinceramente ho paura ogni volta che lo faccio. Adesso c'è un gruppo di donne del territorio che chiede la costituzione di un gruppo a tutela proprio di loro stesse e di noi stesse. Certo. Cosa ne pensa lei? Sì, siamo arrivati a sti punti e sarebbe utile perché io ho paura ogni volta che lo faccio sinceramente. Sono ore di dolore per la famiglia di Mattia Coada, il bimbo di 8 anni morto giovedì scorso dopo un malore durante la notte. Venerdì dovrebbe esserci l'autopsia sul corpo del piccolo. Verrà eseguita con ogni probabilità nella giornata di venerdì l'autopsia sul corpo di Mattia Coada, il bambino di 8 anni del Lido di Venezia, morto giovedì pomeriggio all'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo. Il bambino si era sentito male nella notte tra mercoledì e giovedì in casa ed è stata subito aperta un'inchiesta per fare luce sulle cause del decesso. Le attenzioni sono concentrate su come soprattutto si sia svolta la catena dei soccorsi, prima al Lido e poi a Venezia. Le mosse successive ci saranno dopo l'esito dell'autopsia.
L'azienda sanitaria veneziana, intanto, in una nota in cui si è stretta al dolore dei familiari, ha spiegato che il giovanissimo paziente, in tenera età, era arrivato all'ospedale civile di Venezia in condizioni inizialmente non preoccupanti, ma poi il quadro clinico ha avuto purtroppo un aggravamento. Saranno gli accertamenti sulla sarma a dover dare le prime risposte. Intanto tutto il Lido, ma anche la comunità moldava, cristiana ortodossa di Mestre, si è mobilitata per stare vicina alla famiglia. Il padre Vitali ha lanciato un appello accorato affinché si sappia la verità sulla morte di Mattia, senza accusare nessuno per il momento, anzi ribadendo la fiducia nel lavoro della magistratura e nella validità della sanità veneziana. Ha detto anche di volere che nessun altro bambino capiti più quanto successo a suo figlio. Si attende perciò l'esito degli accertamenti che daranno le prime spiegazioni parziali. Intanto però nell'isola e nella famiglia di Mattia si percepisce un vuoto incolmabile. Poliziotto in pensione morto nello schianto lungo la A4, è accaduto la notte di Capodanno. Il cordoglio è arrivato dal sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Purtroppo una notizia triste che è arrivata proprio la notte di Capodanno, che il collega pensionato, Giuseppe Cavarretta, è deceduto in un tragico incidente sull'autostrada A4. Il cordoglio del sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, per la tragica scomparsa dell'ex collega poliziotto Giuseppe Cavarretta, morto a 72 anni nell'incidente di Capodanno, mentre alla guida della sua auto procedeva lungo la A4 tra San Donà e Meulo in direzione Milano con la moglie e rientrava a casa a Chioggia dalla festa di fine anno trascorsa in compagnia di amici. Alle 3 del mattino la disgrazia. L'auto sbanda, finisce contro il guardrail, sbalza sul lato opposto della carreggiata e si schianta sul New Jersey in cemento. Lui muore sul colpo, la moglie, seduta accanto a lui, sta ancora lottando per la vita all'ospedale di San Donà di Piave. Una vita in polizia, una grande passione per lo sport, una incrollabile fede bianconera, il ricordo di Armelao del collega siciliano originario di Caltanissetta. Noi in commissariato lo chiamavamo tutti Pino, Don Giuseppe Pino. Era anche un grande tifoso della Juventus, giocava a tennis insieme ai colleghi. Sicuramente è una perdita non solo per i colleghi che l'hanno conosciuto, ma anche per la città di Chioggia. Forse un malore o un colpo di sonno tra le ipotetiche cause dell'improvviso incidente per il quale si sta ancora indagando. Aveva partecipato a molti processi, è stato il legale di Paolo Noventa, fratello di Isabella Noventa, ricorderete, uccisa e il cui corpo non è ancora stato ritrovato. L'hanno uccisa, secondo lui, direttamente in cucina, ma il colpo di mazzetta non potrebbe essere stato così forte da causare sangue a spruzzi. È scomparso a Abano, dove viveva con la famiglia, l'avvocato Gianmario Balduin, volto noto delle cronache giudiziarie padovane. Legale di alto spessore, era apprezzato da tutti per le sue doti professionali ma anche umane, sempre pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno. Tra i suoi clienti più noti, alcuni esponenti della Mala del Brenta, il generale Dozier, rapito dalle Brigate Rosse, Paolo Noventa, fratello di Isabella, uccisa e mai più ritrovata, Mariano Molon, che sparò e uccise all'università e poi si costituì con la pistola ancora in tasca nel suo studio legale. Balduin, 72 anni, era malato dal maggio del 2020 e da quasi 2 anni era ricoverato all'Opera della Provvidenza Sant'Antonio di Rubano. I funerali si svolgeranno giovedì 4 gennaio nella chiesa del Sacro Cuore di Abano. Stanno bene, sono già stati dimessi i turisti bosniaci rimasti vittime e feriti nell'uscita di strada di un autobus a 2 piani a San Donà di Piave. Sono già tornati a casa. Si è trattato di un evento che ha coinvolto una settantina di persone. Allora in questo caso, prima ancora di sapere quale può essere la gravità delle ferite e dei danni riportati da parte delle persone, è stato attivato il protocollo per le maxi emergenze che ha coinvolto i mezzi del soccorso di questa azienda, San Donà di Piave e Jesolo, e anche della US3 che è stata attivata dalla centrale operativa. L'allarme, fortunatamente molto meno grave del previsto, è scattato alle 2:30 della notte di Capodanno. Decine di persone risultavano coinvolte nell'incidente di un bus turistico a 2 piani uscito di strada e rovesciato su un fianco in via San Pio X a San Donà di Piave.
A bordo 79 turisti bosniaci di rientro a Trieste dopo aver assistito ad uno spettacolo di fuochi d'artificio per salutare l'arrivo del nuovo anno a Punta Sabbioni. Fortunatamente nessun ferito grave, solo una decina di feriti leggeri. Sono stati tutti portati all'ospedale di Jesolo, il punto di primo intervento, e lì sono rimasti ricevendo ovviamente le prime cure fino all'inizio mattinata, quando poi sono potuti ripartire verso la loro destinazione con un altro autobus. Oltre all'intervento in forze del personale delle aziende sanitarie e dei carabinieri, sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco di San Donà di Piave, Jesolo e Mestre, che prima di mettere in sicurezza il bus, successivamente recuperato con delle autogru del soccorso stradale, hanno estratto le persone che erano rimaste intrappolate all'interno del mezzo. Devo dire che il personale dell'emergenza, unitamente ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, è stato bravissimo nel gestire un numero così importante di utenti, ancorché nessuno, ripeto, fosse ferito grave, ma in ogni caso insomma con una efficacia e un'efficienza che dimostrano ancora una volta che il nostro sistema di urgenza e emergenza regionale col 118 è veramente tra i migliori in Europa. Tempo di bilanci, questa volta parla la polizia postale, tante le attività per i crimini che corrono lungo la rete. I crimini oramai corrono anche e soprattutto sul web e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale ha avuto un 2023 particolarmente intenso, di cui ora a Venezia si tirano le fila. In particolare sono stati trattati 154 casi di pedopornografia con 43 arresti e 125 denunciati. Nell'ambito dell'adescamento di minori poi sono state identificate 11 vittime in una trentina di episodi, in prevalenza sulla fascia 10-13 anni. 102 invece i casi di minacce sul web con 22 denunce e 13 perquisizioni. La parte numericamente più consistente nell'attività della Polizia Postale è comunque la lotta al cosiddetto computer crime. Nel 2023 gli agenti hanno trattato 1372 episodi di attacchi informatici a privati ed aziende, con 19 denunce e 6 perquisizioni. Dal commercio al raggiro sentimentale sono poi oltre 1000 con 90 indagati casi di truffa online. Particolare attenzione infine anche verso fenomeni eversivi e terroristici postati in rete, i cui risultati sono stati comunicati agli organi investigativi di livello superiore per le successive attività. Panevin mantenere la tradizione ma limitatamente ad alcune situazioni fortemente simboliche. In vista dell'Epifania il Comune di Venezia ricorda che gli unici Panevin sono quelli autorizzati come a Sant'Erasmo, alla Gazzera, a Zelarino e a Campalto, con una serie rigida di prescrizioni, in particolare che venga bruciata nel falò una quantità di materiale vegetale non superiore ai 3 sterli e che vi sia un adeguato presidio antincendio. Tutti gli altri falò, viene sottolineato, sono illegali e i promotori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro. 20 secondi di pubblicità, ci vediamo tra poco con il bilancio del Capodanno. Eccoci, ripartiamo dal Capodanno. Tra Piazza Ferretto e il bacino di San Marco in 50.000 hanno festeggiato il Capodanno tra Mestre e Venezia. 40.000 a Venezia, 10.000 a Mestre, Laguna ed Entroterra. Piazza San Marco e Piazza Ferretto si sono unite per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, salutato con 20 minuti di uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato il bacino di San Marco davanti a migliaia di persone che hanno ammirato i giochi di luce dall'Arsenale e lungo le rive degli Schiavoni, di Cadidio, di San Biagio e dei Sette Martiri, ma anche da terrazze, altane, plateatici e imbarcazioni. Contemporaneamente a Mestre si brindava al 2024 attorno al palco montato nel cuore cittadino illuminato a festa, tra musica dal vivo e sculture di luce. Oltre alle forze dell'ordine e ai volontari della protezione civile, Vela ha schierato circa 300 persone, tra cui 200 addetti alla sicurezza. Importante anche l'impegno di Veritas. Dalle 2:30 di notte una sessantina di operatori con 5 barche e relativi piloti hanno provveduto allo spazzamento e alla pulizia dell'area marciana e delle direttrici principali. E poi c'è il Capodanno a Jesolo, tra le natività di sabbia ha attirato davvero tante persone, circa 100.000 i turisti.
Jesolo fa il botto e sfiora le 100.000 presenze di turisti in migliaia soltanto per il primo bagno del 2024, per continuare la festa tra musica, balli e canti del 31. E divertirsi con il naso all'insù ammirando i fuochi d'artificio con oltre 70.000 presenze. E in queste ore la gente continua a popolare le vie di Jesolo anche con pazienti e lunghe code come questa alle spalle del sindaco in piazza Brescia per vedere Stand Nativity, il presepe di sabbia che tanto ha incantato Papa Francesco e visitabile fino al prossimo 4 febbraio. Ormai il prodotto Jesolo è Natale, è un prodotto affermato, lo dimostrano le lunghe code anche in giorni comunque lavorativi come questo, lo dimostrano i numeri, ieri siamo arrivati a oltre 70.000 visite a Jesolo Stand Nativity e ci accingiamo anche quest'anno a battere ogni record e oltretutto a sostenere in maniera importante i progetti benefici. Anche il Capodanno è andato molto bene, nonostante la pioggia, 5.000 persone in piazza Kennedy e il Capodanno ha anche raddoppiato con il 1° gennaio questo nuovo format che abbiamo lanciato e che vogliamo esplorare nei prossimi anni con D'Argent Amico, anche in questo caso più di 3.000 persone. Jesolo con il Capodanno e le manifestazioni ancora in corso registra il quasi tutto esaurito con oltre 25 alberghi aperti e un soggiorno di 3 giorni di media famiglia e si sta già pensando alla programmazione per l'estate. Possiamo anticipare che il Festival Acqua si rifarà, possiamo anticipare che Ironman sarà il 5 di maggio, ormai è un evento consolidato, possiamo anticipare tutta una serie di eventi al Faro che insomma sono quanto ci contraddistinguono e qualcosina ancora in arrivo del quale magari parleremo più avanti. Edizione record degli auguri di Capodanno, siamo al Lido di Venezia, 2.000 persone al Blue Moon ad applaudire il bagno fuori stagione dei 100 coraggiosi. 70 uomini e 30 donne hanno sfidato l'acqua gelida dell'Adriatico con una temperatura di 8 gradi, il freddo e la nebbia invernali per un tuffo e dare così il benvenuto al 2024 dalla spiaggia del Blue Moon al Lido di Venezia. L'organizzazione della Protezione Civile del Lido, con il sostegno di Vere dell'amministrazione comunale, ha tenuto in vita un appuntamento con partecipanti giunti anche dall'estero. 2.000 persone in spiaggia per applaudire l'impresa e poi lenticchie, cotechino e vino fumanti offerti a tutti in riva al mare. Il significato è sempre lo stesso da 43 anni, è quello di cercare di far capire anche a tutti, oltre che alla cittadinanza del Lido, la possibilità di frequentare la spiaggia, il mare anche durante il periodo invernale. Anche queste piccole cose che possono sembrare piccole rispetto ai grandi problemi che abbiamo tutti nel mondo, però vanno rispettate, sono segnali importanti di comunità, di aggregazione, di convinzione sulla necessità di stare insieme. Instancabili sono stati i volontari della Protezione Civile al lavoro gratuitamente dalle 7 del mattino fino a tarda sera. La manifestazione è stata ospitata da Venezia Spiagge con la supervisione della Polizia Locale del Lido. Sono stati premiati poi il veterano degli invernisti veneziani Paolo Ballarin di 76 anni, la più giovane Anita Panisson di 10 anni e una coppia di bagnanti provenienti dall'Australia, i partecipanti più lontani. È con grande gioia che noi organizziamo questo evento ormai da 15 anni e quindi per noi è un grande onore essere ancora qui. È una tradizione che ogni anno cresce, che ogni anno si rinnova e anche quest'anno possiamo dare a tutti il miglior augurio di un buon anno e di felice 2024 guardando e ammirando questi coraggiosi nuotatori che fanno il bagno qui al Lido. È una tradizione lidense che va mantenuta e aumentata ogni anno. E noi con queste immagini ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito. In ultima battuta siamo al presepe, l'ultimo presepe che vi possiamo mostrare è quello delle prossime immagini. Arrivederci.
Il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che il tempo sarà più stabile sul nostro territorio nella giornata di mercoledì 3 gennaio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo qualche nebbia in pianura, a seguire ampie e schiarite ma con locali addensamenti e cielo a tratti anche coperto. Le temperature saranno stazionarie o al massimo in lieve locale aumento, minime tra 1 e 5 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo residue piogge, dal pomeriggio sarà più asciutto ma con frequenti nubi, solo localmente potrà uscire il sole. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole salvo qualche addensamento qua e là. Temperature minime tra 0 e 1 grado, massime sugli 8-10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.